Guardate che se la situazione rimane questa, al di là del tema degli ingressi, noi fra 6 mesi probabilmente dovremmo chiamare i familiari e un terzo della popolazione anziana ospite delle strutture dovremmo invitare i familiari a riportarli a casa. Queste le parole di Roberto Volpe, presidente Oripa Veneto, che martedì scorso aveva lanciato l'allarme. La carenza di infermieri ormai sta mettendo in ginocchio le case di riposo. 10 deputati della Lega hanno presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza. Al centro dell'attenzione la situazione RSA in Veneto, soprattutto quelle dell'IPAB Isra di Treviso, che a numeri di posti letto è la più grande della nostra regione. Le case di riposo hanno un rapporto fra infermiere e ospiti. E se scende questo rapporto, sono costrette a mandare a casa gli ospiti. Quindi la situazione è veramente, non voglio usare drammatica, ma gravemente seria. Fra l'altro viene sottolineato come la media europea parli di 8 infermiere ogni 1000 abitanti. In Italia questo rapporto scende a 5 infermieri per 1000 abitanti. Ed ancora la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ha dichiarato che ad oggi nel nostro paese mancano circa 63.000 infermieri, una situazione che sta esplodendo. Io chiedo quanti anni ci vorranno per formare gli infermieri che mancano. La cosa che chiediamo è di ampliare quel provvedimento che è stato fatto, valido fino al 31 di dicembre, di assumere personale non UE che sia formato, di ampliare questa forchetta per gli anni 2022-2023. Per ora c'è bisogno di un intervento immediato, ma poi bisognerà trovare delle soluzioni definitive.